Davide, Emanuela, Erika, Filippo, Gianmarco, Liliana, Martin, Niccolò, Paolo, Pavel, Tommaso sono con noi e vi incitano ad andare avanti. La voce rotta dalla commozione, lo sguardo rivolto a familiari e parenti chiusi in un dolore che non si può spiegare, protetti dai soccorritori oggi come un anno fa. Giovanni Bernarda, sindaco di Canazei, commemora uno ad uno gli 11 alpinisti vittime della tragedia della Marmolada. Facciamo memoria non per torturarci a vicenda né per riaprire ferite, anticipa Don Albino Dell'Eva, che celebra la messa ai 2000 metri di Passo Fedaia con Don Mario Bravin e Don Franco Torresani. Questo stare vicini gli uni agli altri renda meno pesante il dolore che attraversa ancora il cuore e la mente di tante persone per ciò che è accaduto ai loro cari su questa bellissima, maestosissima montagna. Una strada verticale in salita per chi è rimasto e a loro i soccorritori per primi e le comunità veneta e trentina si sono stretti questa mattina con la stessa discrezione che contraddistinse i 18 giorni del post-tragedia. Mi colpisce questo andare di tragedia in tragedia, di disastro in disastro e mi fa riflettere. Alcune sono di diretta responsabilità di persone, di istituzioni, altre imprevedibili, alcune potevano essere evitate, altre no, ma al di là della conta delle responsabilità, mi pare che tutte a loro modo denuncino la condizione di precarietà in cui vive di fatto l'essere umano. Sono parole che vanno diritte al cuore, quelle di Don Albino, che esorta alla solidarietà, unico lenitivo del dolore. Quella solidarietà che un anno fa è stata la cifra distintiva dei soccorsi e che oggi si traduce nello stare insieme, nel sostenersi a vicenda. E in memoria delle vittime, al termine della celebrazione, è stata benedetta una targa su cui veglia una Madonna scolpita nella radice di un albero, dinanzi alla quale sin da subito in tanti si sono fermati in preghiera.